Procura di Treviso ha chiesto lo stato di insolvenza per Veneto Banca, ora la decisione spetta al Tribunale. Se verrà dichiarato il fallimento, per i risparmiatori truffati potrebbero aprirsi nuove possibilità. 4 anni e 4 mesi di reclusione per aver abusato sessualmente della nipotina di 11 anni è la condanna inflitta dal Tribunale ad un nonno ottantenne della provincia di Treviso. 43enne sordomuta picchiata nel sottopasso ferroviario della stazione di Mestre tra l'indifferenza dei passanti, fermati 3 nigeriani, shock in città, nessuno ha fatto nulla per aiutarla. Michele Fusaro, il killer di Iole Tassitani, scrive al Gazzettino una lettera riferendosi all'ipotesi dei permessi premio, neanche morto, esco da qui, lasciatemi in carcere. Furto nella notte alla farmacia di Torri di Quartesolo, vetrina sfondata con un trattore rubato, magro il bottino, appena 70 euro. Disagi a Venezia, rotta una conduttura e parte della città storica resta senza acqua potabile, il tubo probabilmente tranciato dall'elica di una barca. Nascerà il prossimo 17 gennaio la confraternita del Musetto, ideatore il sindaco di Riese Pio X e frontman dei Los Massadores Matteo Guidolin, già 270 le adesioni. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano ancora il crack delle popolari venete. Si apre ora un nuovo capitolo giudiziario per Veneto Banca, quello ipotizzato dalla Procura di Treviso, che ha avanzato al Tribunale la richiesta di procedere per fallimento, una decisione che apre nuovi scenari per gli azionisti. Sentiamo. Veneto Banca non è riuscita a onorare un prestito azionario che scadeva il 21 giugno 2017, 4 giorni prima del passaggio alla procedura di liquidazione, il passaggio a Banca Intesa, quindi di fatto la banca era insolvente. Questa è l'ipotesi del pubblico ministero De Bortoli, che nei giorni scorsi ha firmato la richiesta al Tribunale di Treviso, un passaggio giuridico tutt'altro che tecnico, considerando che se venisse valorata l'ipotesi di fallimento della Banca di Montebelluna metterebbe in un'altra posizione gli azionisti, ma soprattutto l'intero apparato dirigente dell'istituto di credito. Infatti il fallimento rafforzerebbe le ipotesi di truffa e falso in bilancio su cui la Procura trevigiana sta già lavorando sulla scorta delle oltre 2500 querele presentate da altrettanti investitori. Nel frattempo oggi a Cornuda è nato il Comitato per la tutela dei risparmiatori che rischiano di vedere aggrediti i propri beni nel dissesto di Veneto Banca. Mutui, fideiussioni, operazioni baciate saranno al centro dell'opera di questa nuova associazione che vede in prima fila l'ex presidente del Tribunale di Treviso Giovanni Schiavon. Sul fronte politico da segnalare infine l'incontro di oggi della senatrice PD Laura Puppato a Montebelluna per fare il punto della situazione sull'intervento governativo a favore degli azionisti truffati, ma soprattutto sui risvolti pratici degli atti relativi alla commissione parlamentare che ha chiuso i lavori con il finire della legislatura. Ed ora la cronaca, abusi sessuali sulla nipote undicenne, un nonno di 80 anni della provincia di Treviso è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Baci e carezze, ma non certo quelle normali manifestazioni d'affetto tra un nonno ed una nipotina. Con l'accusa di violenza sessuale su minore, un ottantenne trevigiano è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Secondo la ricostruzione del tribunale, il pensionato avrebbe abusato della nipote che all'epoca dei fatti, tra il 2014 ed il 2015, aveva 11 anni, approfittando dei momenti nei quali la piccola gli veniva affidata dai genitori. A denunciare la vicenda era stata la mamma della bambina, alla quale la piccola si era confidata quando, qualche tempo dopo, le era stato detto che avrebbe dovuto trascorrere più ore con il nonno, visto che la donna doveva assistere il marito all'ospedale. La bambina non ne voleva sapere e a quel punto ha raccontato alla madre gli abusi che era stata costretta a subire in precedenza. Da qui è scattata la denuncia, le indagini ed il processo che si è concluso con la condanna del nonno. L'uomo si è sempre difeso, negando di avere mai toccato la nipote e dicendo di essere vittima di un complotto. Ed una tredicenne rumena è stata violentata e segregata da 3 suoi connazionali. Al via il processo. Violentata e segregata in casa, la vittima è una ragazzina romena all'epoca dei fatti appena tredicenne. I suoi carnefici sono 3 suoi connazionali, tutti residenti a Padova. Il calvario è iniziato nel 2008 quando la madre, residente in Francia per lavoro, affida la ragazzina ad una coppia conosciuta nel suo villaggio in Romania. La piccola, trasferitasi a Padova, viene insultata, schiaffeggiata, spogliata e stuprata per la prima volta dal padrone di casa. La moglie dell'uomo e la sua carceriere la tiene segregata. Poi nel marzo 2013 anche il fratello del
44enne romeno abusa di lei. Violenze durate per 5 anni, fino a quando la madre della 13enne non torna a Padova e capisce quanto accaduto, riuscendo a scappare con la figlia e denunciando tutto alla polizia. Sono scattate così le indagini che hanno incastrato i 3 che ora sono accusati di violenza sessuale continuata e aggravata commessa su minorenne e maltrattamenti in famiglia. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 8 anni di reclusione per il padrone di casa e 6 anni per il fratello. Michele Fusaro, il falegname di Bassano del Grappa che nel dicembre di 10 anni fa ha assassinato e fatto a pezzi Jole Tassitani, ha scritto una lunga lettera al quotidiano Il Gazzettino nella quale chiede non gli vengano accordati i permessi premio che tra non molto tempo gli avrebbero consentito di uscire dal carcere dove sta scontando la condanna a 30 anni di reclusione. Una missiva nella quale fa riferimento al dolore che ha provocato ai parenti della povera Jole, non chiede pietà, dice di non voler uscire dal carcere nemmeno morto e di non accettarsi per il male che ha fatto. Ed ora andiamo a Mestre, torniamo a parlare della vicenda di cui vi abbiamo raccontato ieri sera nel corso del TG di Venezia, della ragazza disabile sordomuta che è stata aggredita, picchiata e rapinata nel sottopasso della stazione ferroviaria di fronte all'indifferenza dei passanti. Nessuno ha fatto nulla per aiutare questa povera ragazza. Ci aggiorna al telefono Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Un presidio fisso nel pericolosissimo sottopasso della stazione ferroviaria di via Ollò fino a via Dante a Mestre, dove alle 12 di 2 giorni fa si è registrato l'episodio da arancia meccanica con i 3 richiedenti asilo, tutti nigeriani, che hanno picchiato e strattonato, facendola cadere violentemente a terra, la sordomuta di 43 anni. La violenta rapina, dicevamo in primo giorno, con la donna mestrina rapinata di tutti i suoi effetti personali davanti alla gente che passava e non è intervenuta a difenderla, nemmeno con una telefonata alle forze dell'ordine. I 3 nigeriani identificati e fermati il giorno stesso della rapina per la formalizzazione dell'arresto, oggi con lo scadere delle previste 48 ore dovrebbero presentarsi davanti al pubblico ministero per la convalida dell'arresto. Nel frattempo anche il presidente della municipalità di Mestre interviene, Gianfranco Bettini, e chiede formalmente il sottopasso venga presidiato continuamente per riportarlo sotto controllo, oltre che ripurirlo costantemente. È un punto di passaggio cruciale e tutta la zona è un punto nodale della città e per questo va messa in piena sicurezza, dice. E da Mestre è tutto, restituisco la linea. Con la cronaca andiamo ora a Torri di Quartesolo nel Vicentino, spaccata nella notte ai danni della farmacia di Lerino. I carabinieri del nucleo radiomobile di Vicenza e della stazione di Camisano sono intervenuti alle 4 della scorsa notte dopo essere stati chiamati da alcuni residenti allarmati per un forte boato proveniente dalla farmacia della piccola frazione di Lerino di Torri di Quartesolo. Giunti sul posto, i militari hanno appurato che i malviventi avevano sfondato la vetrina della farmacia utilizzando un trattore rubato poco prima da un'azienda agricola di via Camisana, sempre nello stesso comune. Entrati nell'esercizio commerciale, i ladri hanno arraffato il registratore di cassa con dentro appena 70 euro. Sono ora in corso le indagini anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nella frazione. E restiamo nel Vicentino perché un uomo è rimasto ferito per la fuoriuscita autonoma di strada della sua autovettura finita contro un muretto. È accaduto a Lonigo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dalle lamiere. L'uomo è stato poi soccorso dal personale sanitario del SUEM 118, intervenuti i carabinieri per i rilievi. Ed ora torniamo a parlare dell'inquinamento da PFAS. Alle famiglie della Bassa Padovana arriva il sostegno di Papa Francesco. Sentiamo.
Continuate a vigilare su quei veleni che minacciano una vita sana. Lo ha scritto Papa Francesco in una lettera alle mamme Nopfas. Il pontefice ha risposto al gruppo di genitori che risiedono nella zona rossa dell'inquinamento, i quali avevano scritto in Vaticano. Papa Bergoglio ha risposto tramite il segretario di Stato Cardinale Parolin. Il Papa ha preso visione del vostro scritto, delle vostre legittime preoccupazioni e del vostro impegno volto a ottenere che l'acqua sia fonte di vita, come egli ha scritto nell'enciclica Laudato Si, ricorda Monsignor Parolin. Sua Santità desidera esprimere la stessa vicinanza, incoraggiandovi a proseguire per la soluzione del problema. A Venezia ora un'elica di un'imbarcazione ha rotto la condotta principale dell'acquedotto di Venezia, così migliaia di famiglie veneziane sono alle prese con problemi di pressione nelle abitazioni. Veritas, la municipalizzata che gestisce l'erogazione dell'acqua, è al lavoro per riparare il problema che si è verificato in zona Arsenale, ma le operazioni sono difficoltose perché si tratta di un tubo subacqueo che ha richiesto l'intervento dei sommozzatori. Ad essere tranciata è stata una struttura in acciaio posizionata 40 anni fa e debitamente segnalata. Secondo Veritas sarebbe stato individuato uno squarcio di 50 centimetri con residui dello zinco dell'elica e del timone di un'imbarcazione da trasporto. Le perdite sono copiose ed hanno come conseguenza problemi di pressione nelle abitazioni. I tecnici hanno stimato la perdita di almeno 200 litri d'acqua al secondo. Ad essere coinvolte le utenze dei popolori sestieri di Castello, San Marco e Canareggio. Naturalmente maggiori dettagli nel corso della TG di Venezia in onda questa sera. Ed ancora cronaca, ventenne incensurato chiama i carabinieri, venite, sento rumori nella casa del vicino, ma quando arrivano i militari nella sua abitazione scoprono una serra di marijuana. È accaduto a San Biagio di Callalta nel Trevigiano. Al 112 arriva una chiamata di aiuto. Un giovane di 20 anni chiede l'intervento di una pattuglia perché sente rumori sospetti nella casa del vicino. In pochissimo tempo arrivano i carabinieri. Il ragazzo aveva paura che nell'abitazione ci potessero essere dei ladri, ma quando i militari dell'Arma salgono le scale per raggiungere la casa, sentono uno strano ma inconfondibile odore dall'abitazione del ragazzo che aveva chiamato. Dopo essersi accertato che dal vicino tutto fosse a posto, hanno deciso di controllare il ventenne e nell'appartamento è stata scoperta una piccola serra rudimentale di marijuana, 8 piantine e diverso materiale per la coltivazione. Tutto, ovviamente, è stato sequestrato dai carabinieri. Il giovane di 20 anni incensurato residente a San Biagio di Callalta è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Un incendio è scoppiato ieri sera in un appartamento a Preganziol, salvata dai vigili del fuoco una persona disabile. Le fiamme alte si sono alzate ed in pochissimo tempo hanno avvolto le stanze di un'abitazione a Preganziol in via Pastore. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Paura fra i residenti che sono scesi in strada. All'interno della casa in fiamme si trovava una persona disabile che è stata salvata e fatta uscire subito dai vigili del fuoco. Diverse squadre hanno lavorato a lungo per avere ragione del rogo. L'incendio è divampato al terzo piano di una palazzina, divorando l'appartamento di circa 400 metri quadri. La casa sarebbe inagibile. Sul posto si sono precipitate anche 2 auto dei carabinieri e un'ambulanza del SUEM 118. Al vaglio dei vigili del fuoco la causa dell'incendio. Altro intervento questa mattina da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti in via Castello a Sernaglia della Battaglia. Un principio di incendio è partito da una legnaia. Fortunatamente l'arrivo dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero propagarsi anche all'abitazione. È polemica a Padova dopo la sparizione della decorazione di una sala del caffè Pedrocchi. Il danno non è grave, ma dal comune arriva un richiamo alla società che gestisce il locale. Gli avvenimenti di questi ultimi giorni non ledono completamente il rapporto, ma sicuramente impongono che il Comune eserciti con maggior determinazione la sua funzione di controllo rispetto alla tutela del patrimonio.
Dopo le polemiche per come si è festeggiato il Capodanno, il rapporto tra il comune, che ne è proprietario, e la società che gestisce il Pedrocchi si incrina sulle zampe leonine che decoravano il bancone marmoreo della Sala Rossa. Delle 5 previste ne è rimasta solo una. Il furto, regolarmente denunciato alla polizia, informa la direzione del caffè, in realtà riguarda una sola zampa. Altre 3 erano state rimosse e messe in salvo l'8 gennaio proprio perché poco salde al bancone. Il danno è lieve, specificano dal Pedrocchi, si tratta di una riproduzione di ferro placcato d'ottone, ma l'assessore Colasio non ci sta. Certo che è una riproduzione, vorrei anche vedere. Meno male che è una riproduzione, è un po' imbarazzante, nel senso che l'atto di indirizzo che noi avevamo convenuto con il nuovo gestore era appunto di prestare la dovuta attenzione al sito particolare in cui è. Insomma, da Palazzo Moroni arriva un richiamo ai dirimpettai del caffè Pedrocchi. Siamo rimasti piuttosto sorpresi quando abbiamo visto che a Capodanno all'interno della Sala Rossini si è accesa fiamma, come dire, non si può, se uno vuole gestire il Pedrocchi, cosa che noi ci teniamo perché è uno dei luoghi simbolici della città, deve gestirlo tenendo conto che è sì uno spazio per la ristorazione ma è anche un bene monumentale. Non è successo nulla di grave, ripeto, eventualmente i nostri uffici stanno valutando il tipo di sanzione da prendere rispetto agli attuali gestori. Le notizie dal mondo del lavoro, vertenza Safilo, accordo raggiunto tra proprietà e sindacati su 38 esuberi. Dopo 2 mesi di trattative non sempre facili, trovato l'accordo tra Safilo e sindacati impegnati per tutelare il destino dei 38 esuberi decisi ad inizio novembre dall'azienda padovana, leader nel settore dell'occhialeria, per far fronte ad un fatturato in calo. L'intesa è stata trovata nei giorni scorsi in provincia insieme all'assessorato al lavoro dopo il mancato accordo di metà dicembre, quando sindacati e proprietà non si erano trovati sul criterio con cui procedere ad eventuali licenziamenti obbligati. Ora Safilo ha accolto la richiesta dei sindacati di stralciare la prevalenza della professionalità, basando le sue valutazioni sul bilanciamento dei criteri tra carichi di famiglia, anzianità di servizio e professionalità degli operai, come previsto dalla legge 223. Linea alla regia, ora per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra poco. Prima edizione dei nostri telegiornali, rieccoci in diretta, andiamo a Venezia per parlare di Carnevale, perché ieri è stato presentato il programma ufficiale dell'edizione 2018, mentre si sta mettendo a punto proprio in queste ore il piano per garantire la sicurezza in città. Sentiamo. Sulla base del buon risultato, anzi dell'ottimo risultato a Capodanno per la gestione della piazza, teniamo il punto da quel punto di vista, nel senso che ci saranno degli accessi limitati per rispettare quello che è il decreto legge Minniti, che voi ben conoscete, e quindi la macchina, diciamo, ha avuto un buon rodaggio per Capodanno e intendiamo ripetere la stessa cosa. Avremo dei punti da tenere un attimo monitorati, che sono il ponte dell'Accademia, perché il ponte dell'Accademia è comunque accessibile ma in una sede ristretta, e poi non escludiamo il fatto che in momenti di massimo flusso si possa ricorrere anche a dei sensi unici pedonali. Con l'avvio del Carnevale il 27 gennaio la concentrazione sulla sicurezza sarà massima. Confermati gli accessi limitati, con il probabile utilizzo di una tecnologia speciale proprio per contare gli ingressi in area marciana e nelle zone calde del centro storico. Il piano definitivo sulla sicurezza però non è ancora pronto. Al vaglio ci sono molti aspetti importanti da non sottovalutare. Siamo ancora in definizione di tutto questo, abbiamo fatto riunioni anche stamattina, ne faremo altre nei prossimi giorni e poi arriveremo a un comitato ordine pubblico che definirà il tutto. Ed ora torniamo a Padova, perché torna visitabile l'area archeologica sotto il Palazzo della Ragione.
Chi attraversa il cuore di Padova, tra Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe, passando sotto il salone del Palazzo della Ragione, forse non nota neppure quella grata. Eppure, aprendola, si accede ad un tesoro sotterraneo nel quale sono sepolte le diverse stratigrafie della città. Vale a dire che è possibile intraprendere un percorso a ritroso nel tempo, lungo un arco storico che parte dall'Impero Romano e attraversa il Medioevo, fino alla costruzione del Palazzo della Ragione nel 1200. Gli scavi archeologici hanno riportato alla luce di tutto. Un resto di una domus romana che risale alla fine del primo dopo e inizi secondo dopo Cristo. Un altro elemento, un altro punto proprio di interesse di tutto il percorso è un ambiente ancora più sotterraneo, che è il probabile carcere antico, cosiddetto carcere Vetus, che è stato poi sostituito, prima abbandonato e sostituito dal carcere nuovo, che era il Palazzo delle Debite, quindi a fianco al Palazzo della Ragione. Chiusi per alcuni anni, questi ambienti tornano ora visitabili attraverso gli archeologi e storici di Arcadia, non solo visite ma anche eventi, e proprio nell'antico carcere potrebbero tenersi addirittura concerti. L'acustica è ottima e abbiamo già sperimentato questa attività qualche anno fa quando appunto lo gestivamo, era riuscito benissimo all'iniziativa, quindi la vorremmo riproporre soprattutto quest'anno, cioè nel 2018, che ricorrono gli 800 anni proprio del Palazzo della Ragione, vorremmo quindi celebrare il suo compleanno. Parliamo ora di cucina, di produzioni tipiche e tradizioni contadine, perché nascerà il prossimo 17 gennaio la confraternita del Musetto, ideatore il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin. Il motto della confraternita è glutinosum oportet esse, in latino, che è la traduzione di bisogna che il pete, perché se un musetto non peta, non è appiccicoso, non è un vero musetto di casa. Ma se gioca sei un musetto, mi voglio fuori di testa, questa sono anche giornata, uno solo non mi basta. Verrà ufficialmente fondata mercoledì prossimo a Riese Pio X la confraternita del Musetto, ideatore il sindaco e frontman dei Los Masadores Matteo Guidolin, che in questo progetto ci ha messo un po' di goliardia, un pizzico di tradizione culinaria, una fettina di solidarietà ed una bella fetta di storia contadina del nostro territorio. Delle tradizioni contadine legate a quella che era il grande momento di festa, che era l'uccisione del maiale, chiaramente festa per tutti a parte per il maiale ovviamente, e che era una parte importante della vita contadina fino a qualche decennio fa. Una sorta di liturgia contadina che si celebrava ogni anno in inverno tra novembre e gennaio e che ancora oggi è presente nella campagna veneta. Cercare di conservare questo aspetto della vita contadina, tanto più che sono ancora molte le case in cui si alleva un maiale per il consumo familiare, ma anche per le piccole produzioni locali, le famose PPL, quindi anche un modo per andare a incentivare, sulla scorta di quello che è la filosofia slow food, le piccole produzioni di qualità. L'ingorda confraternita del Musetto nascerà il 17 gennaio con una cena gara alla quale hanno già aderito 270 persone, e la data non è un caso. Il 17 gennaio si celebra Sant'Antonio Abate, patrono dei Norcini, e proprio alla ricostruzione di Norcia, devastata dal terremoto, sarà devoluto l'incasso della serata. E vi ricordo, prima di salutarci, la nostra rubrica dedicata alle segnalazioni di voi telespettatori che ci seguite da casa. Lo dico ad Antenna, è lo spazio appunto dedicato alle vostre segnalazioni, alle richieste d'aiuto, di intervento. Gli indirizzi li vedete in sovraimpressione, redazione @antenna3.it per le mail, 0422 0230 per la segreteria telefonica e 351 1755 340 per messaggi WhatsApp o SMS. Ed ora, in chiusura, come sempre, un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore. A tutti un buon pomeriggio. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3.
Bel tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni, sarà un sabato ampiamente soleggiato un po' ovunque. Vediamo insieme il dettaglio del 13 gennaio. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto e stabile, sarà infatti una bella giornata, all'insegna del sole un po' su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno o al più con poche nubi sparse, possibili soltanto locali foschie mattutine sul Bellunese. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra 2 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Bel tempo anche sulla nostra regione, dove sarà quest'oggi ampiamente soleggiato. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, valori minimi tra 2 e 4 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Prevale il bel tempo sulla nostra regione, sarà una bella giornata di sole con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Qualche foschia sarà possibile sui settori orientali. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 3 gradi, valori minimi sotto zero tra -5 e -1 grado. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da nord-est. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.